tutte le aziende che fino ad oggi importavano il prodotto dall'Estremo Oriente, l'unico posto dove in questo momento storico vengono prodotte queste mascherine, non potranno più farlo, perché se il prodotto deve andare a 50 centesimi al pubblico, nessuno di noi potrà avere non solo il margine, ma andare a pari con il prezzo. Acquistare mascherine ad un prezzo equo è un diritto, soprattutto per dispositivi di protezione che oggi sono obbligatori e che, come le mascherine chirurgiche, andrebbero cambiate almeno 2 volte al giorno. Ma lo stesso diritto dovrebbero averlo le imprese che importano mascherine in Italia e che ad oggi, con il prezzo di massima fissato dal governo, non hanno alcun margine. Noi in questo momento alla fonte paghiamo il prodotto circa 25 centesimi. A questo va aggiunto un costo di trasporto. Il costo di trasporto ovviamente rispetto alla prima della pandemia è completamente variato. Prima della pandemia non c'era bisogno di importare oggi per domani le mascherine, quindi venivano importate via mare, e via mare hanno tempi più lunghi ma costi nettamente più bassi. Le mascherine oggi viaggiano in aereo ad un costo di 16 euro al chilo contro i 3 euro al chilo di una volta, e così, conti alla mano, in Italia il prodotto arriva ad un prezzo di 40 centesimi, più IVA si sale a 48. Le mascherine poi arrivano alla vendita al dettaglio, dunque con un secondo intermediario. Diciamo che in questo momento è un prezzo utopistico. Altri paesi, tipo la Spagna, hanno imposto dei prezzi completamente diversi. In Spagna il prezzo al pubblico è di 96 centesimi, che è quasi il doppio. In Spagna, al contempo, ogni farmacia ha l'obbligo di dare 2 mascherine a persona al mese gratuitamente. Queste mascherine sono pagate dallo Stato. Fabbrini, dopo aver chiesto ai partner cinesi di abbassare il prezzo, ha dovuto annullare tutti gli ordini. Fare un lavoro per rimetterci già in un momento in cui hai un calo del fatturato del 50%? Assolutamente no. Se fosse in una situazione dove il governo avesse imposto un ricarico, allora sarebbe già stato diverso, cioè oltre a quel ricarico diventa speculazione, va bene, allora ci sta.